Venerdì 30 maggio, San Ferdinando, è il 150° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 215 al termine. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:50, la luna si leva alle 7:02 e tramonta alle 22:05. Per decreto del Senato deve essere affrancata la schiava che riveli la tresca e il carnale congiungimento di qualsiasi uomo con una monaca. Il decreto stabilisce altresì che quelli che gironzolano attorno ai monasteri femminili possano venire arrestati da ogni uno e massime dalle barche del Conseggio dei 10. L'olivo è tornato a crescere ai piedi del bosco del Cansiglio per dare un olio extravergine di qualità superiore. Lunedì 2 giugno a Cappella Maggiore mostra mercato olio extravergine di oliva, con diversi prodotti italiani e stranieri. Per tutta la giornata mercatini artigianato, prodotti locali, musica e stand enogastronomico. L'associazione Albaredo Insieme vi aspetta al 10° Peak Party ad Albaredo di Vedelago. Fino all'8 giugno agli impianti sportivi e ai campi, sport, musica, divertimento e gastronomia. Tutte le sere piatti a base di maiale, dalla porchetta al churrasco. Il 6 giugno, da non perdere, il leggendario chitarrista di Luciano Ligabue. Le previsioni per domani: variabilità con temporanei, annuvolamenti e schiarite anche ampie, specie in pianura, probabili precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone montane e pedemontane, temperature senza variazioni di rilievo.